Ciao tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal Napoli. Andiamo al video. Prime notizie. Il giornalista Walter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Gol, programma trasmesso da Kiss Kiss. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sembrano convinti di chiudere diverse operazioni di mercato. Quasi per un difensore. In realtà a Buongiorno e Ramani non esiste una vera alternativa. Sono tanti i nomi legati al club guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tra questi ci sono anche Dragusin e Kiwior. Il giornalista Walter De Maggio si sofferma soprattutto sul polacco. Kiwior, tra gli altri, è finito nel mirino del Napoli. Vedremo se il Napoli riuscirà a colpire il giocatore che ora gioca nell'Arsenal. Kiwior è un profilo molto interessante anche perché è flessibile. Può giocare al centro della difesa, ma anche a sinistra come esterno o centrocampista. Seconda notizia. Il Napoli non lascia nulla al caso e sta già programmando un percorso di rafforzamento per mantenere alto il livello di competitività della squadra azzurra in questo campionato e in quelli che seguiranno con Antonio Conte in panchina. Insomma, nonostante il primo posto, non sono da escludere interventi di mercato. In particolare, gli scout del club partenopeo avrebbero messo gli occhi su un esterno mancino e un giovane attaccante che, finora, hanno fatto molto bene in Serie A. Si tratta del danese Patrick Dorgu, del Lecce, e del francese Ange Johan Bonni, attaccante del Parma che sorprende per fisicità e qualità tecnico-tattiche nonostante sia alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. Ultime notizie. Lorenzo Insigne è tornato a Napoli per godersi le vacanze dopo la fine del campionato MLS. Toronto ancora una volta esclusa dai play-off. Tuttavia, come racconta lo stesso giocatore, gli piacerebbe moltissimo tornare a giocare in azzurri. Il grande sogno di Insigne sarebbe chiudere la carriera al Napoli. A Toronto sta guadagnando tanti soldi. Per tornare in Italia e vivere nella sua città sarebbe disposto anche ad accettare uno stipendio molto inferiore a quello che percepisce attualmente. Al momento però non c'è nulla, si tratta solo di supposizioni e ipotesi. Il Napoli non è disposto a riprendersi l'ex capitano, nonostante il rispetto tra le parti. Qual è la vostra opinione fan? Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi sempre al canale Forza Napoli.